Buongiorno a tutti, benvenuti su Lingue d'Italia e oggi voglio parlarvi di un famoso articolo che nel 2016 scrisse l'Accademia della Crusca sul tema della lingua lombarda. C'è da dire una cosa, attenzione. Nei fatti sempre Paolo d'Achille, che è l'autore di questo articolo, dimostra di aver cambiato idea. C'è un articolo di qualche anno fa che ho già trattato, vi lascio qui il link in descrizione, in cui lui stesso dice che i dialetti italiani, i cosiddetti dialetti italiani, sono a tutti gli effetti lingue degne di tutela, tanto quanto le lingue minoritarie riconosciute dallo Stato italiano. La ragione per cui faccio questo video, quindi, non è tanto per dire: "Ah, la Crusca è cattiva", perché la Crusca può cambiare idea e la Crusca soprattutto non è un'entità monolitica, perché le cose che ad esempio ha capito bene D'Achille, un altro accademico, di cui ho sempre commentato le posizioni, vi lascio anche lì il video in descrizione, le ha fondamentalmente capite in una sua maniera completamente errata. La ragione per cui faccio questo video è che qualcuno, nonostante tutto, nonostante uno possa leggere cercando lingua lombarda su Google articoli che spiegano la situazione, usa ancora l'argomento "l'Accademia della Crusca ha detto". Dunque, a questo punto, vediamo quali sono gli errori che commise D'Achille, di cui ribadisco comunque in larga parte si è dissociato col tempo, e una volta per tutte smentiamo l'argomento "la Crusca dice che la lingua lombarda non esiste", anche perché, in tutta onestà, la Crusca, per quanto essenzialmente autorevole sulla lingua italiana, non in senso diciamo impositivo, non è che la Crusca può farti la multa se usi la parola sbagliata, ma comunque ha una grande autorità. Alle volte addirittura la gente pensa che abbia più autorità di quanta ne abbia, si vede il caso Petaloso. Mi vien da dire che su una lingua dall'altro lato della massa Senigallia non può veramente avere una qualche autorità. Può dare dei suggerimenti, indubbiamente, che possono essere ben accettati, può parlarci del rapporto, perché qua una riflessione sulle varietà lombarde, sul loro rapporto con la lingua italiana, può proporcela, ma non può avere un valore autoritativo. Leggiamo insieme. Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato lo scorso settembre 2016 una legge regionale che si occupa di materia culturale, che ha come titolo quarto la salvaguardia della lingua lombarda. Tale espressione ha sollevato le perplessità di una consigliera, Daniela Mainini, la quale si è rivolta all'Accademia della Crusca per avere chiarimenti in merito, ritenendo che sarebbe stato più corretto parlare di dialetti lombardi. Le perplessità della consigliera Mainini sono pienamente giustificate per le ragioni che espongo qui sotto. Ricordiamoci, come già dicevo, che questa posizione nei fatti non è più quella di D'Achille. La stiamo analizzando perché dobbiamo porre un freno a chi dice: "Ah, la Crusca dice che". Oggi non ha alcun senso parlare di lingua lombarda, sebbene ci sia una voce così intitolata in Wikipedia, l'espressione si trova in vari altri siti internet. Esistono, è vero, anche attestazioni antiche, come riporta il De Nomasticon Italicum di Wolfgang Schweigart, SV Lombardia, ma gli ultimi esempi di lingua lombarda si ritracciati dallo studioso si fermano al 600, quando peraltro il toponimo Lombardia si riferiva ancora a un territorio ben più ampio della regione attuale. E qua, escludendo questa frase che, come dicevo, è già stata nei fatti ritrattata, dice una cosa seria, importante da ricordare. Il significato storico, geografico di Lombardia si è ridotto nel tempo. E anche più avanti, perché da Achille avrà cercato lingua lombarda, ma estendendo il concetto, se uno cerca lombardo fino ai primi dell'Ottocento, lombardo si usava anche per quello che è odiernamente piemontese e odiernamente emiliano. È stato il Biondelli a dire: "Queste sono idiomi separati". Oggi l'espressione potrebbe essere usata solo per indicare il complesso dei dialetti lombardi. Buongiornissimo, caffè? È proprio quello in cui noi la intendiamo. Ora, più o meno, D'Achille l'ha capita questa cosa, altri accademici, come vi dicevo, no, ma è questo il punto. Lingua X, dialetti X son termini interscambiabili. Io posso parlare di, dialetti castigliani e sto parlando delle varie varietà del castigliano. Ma sto parlando sempre del castigliano. Posso dire i dialetti catalani, la lingua catalana è uguale. Tipicamente quella che è un po' la distinzione, che di solito usi lingua quando magari devi parlare di un fenomeno unitario, quindi dici, non so, la lingua catalana ha il plurale sigmatico, perché tutti i dialetti hanno il plurale sigmatico,
alcuni dialetti catalani hanno l'article salat, l'articolo salato con la S come in sardo, perché sono alcuni. Poi è vero che anche i dialetti sono lingue. Da un punto di vista generale, infatti, ogni dialetto può essere considerato e definito lingua, perché non esistono elementi di carattere strutturale tali da rintracciare un confine netto tra lingua e dialetto. Sì e no. Questo dipende sempre da cosa voi intendete per dialetto. E se ritenete che le lingue esistano, ho fatto un video sul tema, ve lo lascio in descrizione, ma da un punto di vista diciamo linguistico al giorno d'oggi, al di fuori dell'Italia, per lingua si intende un qualcosa di astratto, non un qualcosa di concreto. Nessuno parla la lingua italiana, la lingua inglese, la lingua francese, se non parlando una delle sue varietà, uno dei suoi dialetti. Sul tema delle varietà c'ho fatto un video settimana scorsa, andatelo a vedere. Però è indubbio, sul piano storico-culturale i 2 termini esprimono concetti diversi. E qua si entra nel campo della sociolinguistica però. Il problema della sociolinguistica è che essendo socio è variabile. Se voi foste andati nel 1800 in alcune zone del pianeta e gli chiedevate se la donna è una persona, vi dicevano di no probabilmente, ma questo cambia perché la società cambia. Quindi questo al massimo non è una smentita del fatto che non esista la lingua lombarda, perché lo ha già detto prima, complesso dei dialetti lombardi, fai 2 più 2, ti rendi conto che stai parlando di lingua lombarda. E puoi dirmi, la Crusca potrebbe dire, farebbe bene a dire, al giorno d'oggi la gran parte della popolazione lombardofona non si riconosce in un'identità linguistica unificata, né si riconosce in una identità linguistica vera e propria. Però questo può cambiare rapidamente. Si pensi a quello che è successo in Friuli. Non stiam parlando di un angolo del mondo sperduto, stiam parlando di una regione italiana. La distinzione tra lingua e dialetto non è propria di tutte le culture. Il concetto di dialect in area anglosassone è ben diverso dal nostro e corrisponde pressappoco a quello di una varietà linguistica, di una varietà locale di una lingua. Bisogna fare attenzione perché quando in testi inglesi si parla di language, questo significa non solo linguaggio e lingua, ma anche dialetto. Questo è una pappardella per dire fondamentalmente che noi italiani abbiamo la nostra concezione speciale di lingua, ma non funziona così nelle scienze. Ora, o voi mi dite l'Accademia della Crusca non fa scienza, e in tal caso va benissimo, fa umanistica, però a maggior ragione del loro parere non ce ne può fregar di meno, oppure dovete ammettere che sta sbagliando qualcosa, perché non esiste la definizione scientifica di un termine. Non è che in Italia il burro diventa olio perché è un grasso di cottura. No. Il termine dialect in inglese indica una varietà locale di una lingua. Punto. Language indica lingua, non anche dialetto. È una traduzione che non ha senso. È una cosa che qualsiasi parlante inglese vi può dire: "No, non ha senso quello che sta dicendo." A meno che si intenda, cosa che alcuni fanno, usare lingua per ogni singola varietà. Lingua milanese, lingua, carrarina, va bene, assolutamente, ma poco conto. Nel caso dell'Italia invece so stati molti questi comunque vedete anche qui cultura, io sono questo è vero, siamo assolutamente d'accordo con questo fatto culturale, ma era un qualcosa di ieri. Oggi la situazione può cambiare come è cambiata in tanti casi. Qua vediamo. In ogni caso se proprio si volesse usare il termine lingua e non quello dialetto, bisognerebbe parlare di lingue lombarde, perché non esiste un unico dialetto lombardo, bensì vari dialetti lombardi. Qui torniamo al punto di prima. Tutte le lingue son composte da varietà, anche l'italiano. Non esiste un unico italiano parlato dall'ultimo punto della Val d'Aosta a Lampedusa. Cambia e non poco, sia in termini di grammatica che di sintassi che di fonetica alle volte. Si potrebbe dire che magari invece si varia un po' troppo per parlare di un dialetto lombardo, bisognerebbe parlare di 2. Questo è un'opinione rispettabile, a mio parere non giustificata, ma non per cattiveria, perché guardando ad altre varietà che noi riteniamo parte di un'unica lingua e poi alla differenza tra esse e poi alla differenza ad esempio tra milanese e bergamasco, ci rendiamo conto che è praticamente identica. Quindi non c'è problema. Poi leggiamo anche che mentre i dialetti lombardi non sono affatto unitari, Daut, e non è possibile individuare una quina diffusa nell'intera regione, ma questo non è importante per parlare di un'unica lingua. Mhmm, amici della Crusca, io mi piacerebbe tantissimo se uno di voi stesse seguendo questo video, ma il ladino è stato identificato prima di avere una quine?
il romancio, anche. E stiam parlando di varietà, per molte cose ben più diverse di quelle lombarde. Anzi, cioè generalmente viene da dire che prima la fase è riconoscere l'unità del gruppo linguistico e poi eventualmente mettersi a fare la coine se serve, e non è detto che serva. E viene citato anche Bonfadini sul fatto che tale bipartizione non è stata abbandonata dagli studi successivi, quella tra lombardo occidentale e orientale. Però Bonfadini stesso ha scritto l'articolo "Lombardi dialetti", non "Lombardi orientali dialetti, lombardi occidentali dialetti". Quindi sta dicendo che c'è un gruppo lombardo diviso in 2, che è quello che sta dicendo la legge, che è quello che diceva il Biondelli, che dicono tutti. Ma avere lingue divise in più varietà è una cosa assolutamente normale. Chiedete ai catalani, chiedete ai sardi. Non è nulla di nuovo, non è nulla di impossibile. La differenziazione non è enorme. Quasi tutti i tratti che le 2 varietà hanno in comune sono in realtà proprio dell'intero territorio alto italiano o gallo-italico. Ecco, questa io penso sia una cosa che si possa dire tranquillamente che è sbagliata. È sbagliata. Si può portare qualsiasi studioso di dialetti lombardi per dire che difatti è sbagliata. Può succedere. Giustamente uno non deve essere onnisciente. Da Achille avrà i suoi settori di specializzazione dove è bravissimo. Ehm, dunque, può succedere, però è opportuno far notare, è opportuno far notare. Non sono solo cose in comune ai gallo-italici. Basta vederla dalla diatometria, ad esempio, ma anche vedere i fasci di isoglosse che pubblica la Treccani stessa. E poi si vede anche una solita considerazione sul fatto che convivono in un rapporto di diglossia, che c'è un rilancio, che anche l'Istat vede che Milano, ad esempio, sta scomparendo, ma in altre zone è vivo, ma mi viene da dire che proprio per questo dovremmo tutelarlo. E poi ci viene proposto un prospettare un futuro in cui la regione si usi solo lombardo inglese, si possa tranquillamente fare meno di italiano è davvero assurdo e sarebbe anche autolesionistico. Pensiamo solo al prestigio di quello dell'italiano nel campo dell'opera lirica, che proprio nel capoluogo della Lombardia ha uno dei suoi tempi internazionali, il Teatro alla Scala. Ora, io sono pienamente d'accordo col fatto che l'italiano non vada abbandonato, anche perché noi parliamo tanto di bilinguismo, benefici del bilinguismo e poi vogliamo fare un altro monolinguismo. Ma stiamo scherzando? No, l'italiano deve esistere in una società bilingue. Magari per un certo periodo, lo dico, andrà messo un attimo in meno attenzione per permettere all'altra lingua di nascere, ma non deve essere una cosa permanente, deve essere un periodo breve, il più breve possibile. Ma l'italiano non deve scomparire. Il fatto è che l'equivalente la sua proposta qua purtroppo è un po' l'equivalente di dire, non possiam perdere il dialetto perché poi non parliam più della polenta. L'italiano va tutelato per ben altre ragioni, che sono le stesse per cui dobbiam tutelare il lombardo. Anche perché se domani esistessero solo lombardo inglese, chi va alla Scala legge tranquillamente dallo specchietto. E concludono dicendo: "In definitiva appare opportuno, anzi lodevole nel momento in cui tutte le parlate locali vanno considerate a rischio estinzione, che la regione Lombardia punti a tutelare e a diffondere anche attraverso la scuola il ricchissimo patrimonio dialettale, cercando di preservare la conoscenza almeno passiva verso i giovani". E qui, visto che il 90% di chi condivide questa roba, questa dice: "No, la Crusca ha detto ce l'ha su col concetto di tutela delle lingue regionali", leggete. La Crusca non è contro il fatto che almeno la competenza passiva venga mantenuta, anzi, loro ce l'hanno su perché nella loro visione culturale avevano, soprattutto nel passato, l'idea che quello che è il lombardo non può essere definito lingua, nonostante tutto il mondo sarebbe definito tale, e viene definito. Desta però preoccupazione il fatto che la legge regionale si parla della lingua lombarda per contrapporre la lingua lombarda e italiana, che nessuno lo dice da nessuna parte. Quasi che i dialetti lombardi costituissero nel loro insieme una lingua minoritaria da difendere, perché oppressa da una politica linguistica centralista che intende imporre l'italiano a chi non lo parla. La realtà è tutt'altra. La lingua lombarda è una lingua minoritaria da difendere. Lo ha detto anche l'Achille qualche anno dopo, e vi lascio il link in descrizione, l'ho mostrato io leggi alla mano. E che lo Stato italiano abbia una politica linguistica centralista è ovvio. Non stiamo parlando della Spagna di Francisco Franco, ma è uno Stato che comunque la sua guerra alle lingue regionali la fa. Ma detto questo, tutto il punto con la Crusca non è che loro dicono: "Ah, la lingua lombarda non esiste". Loro dicono: "Secondo la nostra concezione di lingua, che è una concezione meramente umanistica, non si può parlar di lingua lombarda", pur ammettendo nei fatti
La base, ossia che i dialetti lombardi comunque costituiscono un gruppo unitario, che ripeto è il sapere comune di tutta la linguistica italiana dai tempi del Biondelli. La visione proposta dalla Crusca è socio-storica, quindi una visione del passato al massimo del presente. Il futuro lo possiamo fare noi. E la linguistica, come disciplina, ci dice che il lombardo è certamente una lingua. L'errore della Crusca è portare avanti l'idea precedente, diciamo, e pretendere che sia sempre corretta. Non è così. Quindi, nessun odio per la Crusca, ma bisogna dire le cose come stanno. Chi viene ancora a dire: "La Crusca ha dimostrato, ha detto", la Crusca non è il Vangelo. Qui ha, non dico preso una cantonata, ma ha mostrato una visione del mondo molto particolare e non universalmente condivisibile, che anzi contrasta con quello che è il patrimonio scientifico della linguistica in tutto il mondo. Loro, che sono persone comunque di cultura, non hanno problemi poi a cambiare idea, per quanto magari lentamente, come hanno fatto, ma chi ancora condivide: "Ah, la Crusca ha detto, ah, la Crusca quindi", mi spiace, imbarazzante.